è il nostro cantore estemporaneo, è un ragazzo che non fa una cippa tutto il giorno ed è qui, quindi per 2 ore in diretta potete seguire la sua operazione attraverso il streaming, o lo streaming, meglio di Radio DJ. Lui, come dire, voi gli date la parola del giorno, la vostra parola del giorno, e lui ci compone sopra una parola. Oggi poi una canzone. Oggi poi abbiamo inventato, come dire, uno stile che gli diciamo a lui che veramente non glielo diamo lo diremo come al solito alla fine, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi 347 342 5220, diretta @dj.it con la vostra parola del giorno, la parola che caratterizza la vostra giornata. La parola oggi, voi alzate, avete detto oggi proprio no, la seconda, anche la terza, e inventate una quarta. Che gioia la notte, ti ho visto ballare, fuori del gusto senza malignità, la gente si vuole, sa essere feroce, sarcastica e cinica, senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena, ti lascia pensare che poi tanto a me non mi piace, io credo che invece di notti d'amore da piccole tigri si sentono allegri, si vivono saggi, domestici e lenti, un po' come noi, li condividiamo la stessa natura selvatica e fondo, che bella che sei. Se frigo al deserto, mi tocca all'aperto, vogliamo una mela e mi passa la fame, e quando mi perdo e non mi ricordo, mi basta pensarti e poi mi ricordo il mio posto dov'è. La ragazza magica, Lorenzo Giovanotti in realtà l'ha dedicata ultimamente a Beppe Vio. Gli ha detto vai ragazza magica, visto quello che, come dire, ha fatto in questa Paralimpiade, veramente pazzesca. Avete visto tutti gli speciali dedicati, siamo contentissimi perché finalmente comunque c'è stata una copertura mediatica, non solo da parte dell'informazione ma anche proprio del pubblico, cioè la gente si è appassionata, ha cominciato a conoscere la fai vedere, la gente le guarda perché capisce l'importanza. È legata, questa scusa che alla gente non vuole vedere, piace, come dire, non regge più. Marta da Verano in provincia di Monza, Brianza. Buongiorno Marta.
Buongiorno trio, yes la tut. Verano che per i romani invece è un'altra località, è il luogo dove c'è il cimitero comunale. Lo sapevi, Marta? Sì, lo sapevo, ve l'avevano detto Andrea e Michele. Ah, pensa un po'. Quindi C'è gli stessi ragionamenti. La mattina presto. Quello c'è. Lo sapevi che verano, eccoci. Senti Marta, torna Maxino, torna la canzone espressa, quindi lui avrà circa un'ora e 30 per fare una melodia originale con le vostre parole. Abbiamo chiesto a voi amici all'ascolto di dirci qual è la parola della vostra giornata, che caratterizza la vostra giornata. La tua qual è? Lindy Hop. Lindy Hop. Francesco Lancia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché ti chiamiamo in causa? Lo chiamiamo in causa perché è un grande ballerino. Oltretutto scopriamo, Sì. anzi scopre Giorgio, che Lindy Hop è proprio Lindy Hop, no? L apostrofo Lindy Hop. Lindy Hop, sì, deriva da Lindbergh, colui che volò sopra l'Atlantico, Sì, deriva ok. da quello lì, e il nome del ballo, creato da un tizio che si chiamava Frankie Manning, che è l'inventore del ballo, l'ha chiamato Lindy Hop, il salto di Lindbergh, perché fu inventato nei giorni in cui Lindbergh fece la trasvolata oceanica. Lo sapevi Marta? Sì, lo sapevo, ero preparata. Ma sei lo tu? sapevo. Lo dire a lei, scusa. Allora, facci sentire, metti una base Lindy Hop per capire qual è il genere, questo qui. E perché la tua giornata è caratterizzata da questa parola, Marta? Perché la mia insegnante purtroppo non ci sarà e verrà sostituita da un figone da paura e non vedo l'ora. Figone da paura. C'è un uomo prestante. Bellissimo. Età, Marta, di quest'uomo, che tu sappia? Ma sai che non ne ho la più pallida idea, mi avete colto impreparata su questa Diciamo, cosa. Francesco, anche secondo la tua esperienza, chi pratica questo ballo? Torna ai Fascia d'età torna ai intorno ai 30, 30. Confermi, Marta? Sì, io ho 32, quindi sì, Allora dai. sì, vedi, perfetto, sei in target. Tenendo vivo il filone di oggi, possiamo dire che l'Indie Hop è il nuovo tango? Sì, dai. È meno Nuovo sensuale. latino, via. È il nuovo Il latino. nuovo latino. Marta, sarebbe meglio, ma tu- diciamo, preferisco. Marta, tu sei single o sei già fidanzata? Sono fidanzatissima. certo. Quindi vai lì, diciamo, vai a leggere il menù, non ti far venire fame, ecco, diciamo così. E No, tu- no, assolutamente no, solo guardare. Ecco, e il tuo fidanzato non viene oggi perché c'è Milan-Lazio, immagino. No, il mio gioca a rugby, quindi si allena stasera. E poi il martedì, Stasera lo gonfiano, diciamo. poi il martedì il fidanzato di Marta va a prostituta. Sì, è vero. No, Gabriele, no, si allena al rugby. Si allena al rugby. Parte dell'allenamento è una mischia dopo un'orgia. Mischia orgia. Così è. Marta, allora ci vediamo Ordinata, proprio. settimana al Festival di Milano, Swing. Assolutamente sì, sempre in Il Festival Swing di Milano. E c'è Swing in Stai Milano. veramente Ti ricordi? E approfitta della DJ10, che se non ricordo male quel weekend lì, per venire su e stare al festival. Lo abbiamo perso. Grazie Marta, un bacio, buona giornata. E ragazzi, mi fate un saluto? Me lo salutate, per favore? Fallo No, ma tu tu. sei fatto, grazie. Ciao Marta, grazie, andiamo ad aprile. Buongiorno Giorgio. Tu non sei tanto felice stamattina, lo sento, eh? Grazie. Che succede? Puoi mettere base Fantozzi, perdonami, perché lui ha proprio un inizio da martedì nuovo lunedì. Certo. Sì? Che ti è capitato Giorgio? Questa mattina 5:45 ruota a terra. 5,45 ruota a terra, può capitare. Ma auto, camion? No, furgoncino mezzo da lavoro. Furgoncino mezzo. Che è bello pesante a tirare su, Sì, il furgoncino. Sì, diciamo che si tira su. È preferibile un'autovettura, però va bene. Senti, è sotto il furgoncino. Sì, non sta stai ancora lavorando sopra. 5,45. Senti, c'ho una curiosità, dove la tiene la ruota di scorta, un furgoncino? Dalla parte posteriore è avvitata con due bulloni. Ah, dietro, come le Jeep, Come che le bello. Esatto. Cosa trasporti, Giorgio? Niente, è prestata del lavoro. Ok, quindi cose di altre case. Quindi lui Fai il trasportatore. trasportatore. No, così altre case sembra effettivamente sì. Cioè, io aspetto in un angolo, poi mi chiamano, carica. Puoi confermare che non fai il ladro? Confermo che non faccio il No, lavoro. meno male. Devo dire, da bambino ricordavo in questo quartiere dove sono cresciuto, un po' alla periferia romana, che c'era un negozio che si chiamava proprio cose di altre case, e un mio amico una volta trovò la sua Abbaciù, che come dire, Che conferma però. ma quella è mia, dice guardi, si vuole la compra, no, non ha capito, era mia. Succede. Grazie Giorgio, buona giornata, un abbraccio. Anche a Grazie, voi. ciao, grazie. Ciao, Ciao.
Pronto? Ciao, buongiorno. Bene, sì, grazie, tutto bene. Voi tutto bene? Bene. Sì, ciao. Ciao. Sì, sì. Ok, va bene. Sì, sì, perfetto. A dopo. Ciao, ciao. Siete all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa, come ogni giorno in diretta per questa settimana per 3 ore. Poi vi ricordiamo da lunedì torniamo nel nostro alveo naturale tra le 7 e le 9. E centreremo la domanda? Sì, Per due motivi, cioè centreremo come spazio temporale, ossia con tutta la roba che facciamo, fisicamente, perché mi sembra di vedere che i nostri ascoltatori ci hanno visto, come dicono Andrea Michele, dimagriti, sì, ci vedono preferiti. No, c'è un grosso problema, togli la base, ve l'abbiamo comunicato. Noi dal 30 settembre chiude il bar interno. Voi vi rendete conto, rischiamo di non fare colazione, stiamo in media. C'è gente in crisi nel gruppo, capito? C'è gente che non può più usufruire CDR che sia le mobilità sindacali. riconosciuto da tutti come il peggior caffè della capitale, ma nonostante tutto sento di movimenti sindacali. Allora, poi io vado giù base Radio Verità, non ve la devo raccontare, vi racconto cosa mi è successo domenica. Stavo alla festa di un compagnetto di Michele e mi spunta uno di Manzoni. Con il padre dice: ciao, piacere, non mi ricordo dove era, la concessionaria che vende la pubblicità della DJ, e non mi ha parlato tutto il tempo della questione del bar. Ma ti rendi conto, ci hanno tolto il bar, come facciamo? Ho il mio ufficio lì, sono lì tutto il giorno, non mi muovo mai. Mi ho fatto, lo so, ma perché sei così legato al bar? Perché è il peggior caffè di Roma, lo diciamo. Ma ci piaceva. Posso dire una cosa? Io una volta ho detto: scusa, ti ho chiesto un toast e mi ha detto no, è un cornetto al cioccolato. Ecco perché mi ecco perché. Per dire. Allora, il buon Francesco Lancia, che è l'autore di questo programma, si è fatto venire in mente un'idea. Abbiamo detto: no ragazzi, non possiamo non fare la colazione da qui a luglio dell'anno prossimo. Non è un'idea normale, poi è una cosa geniale, grandissima idea, una cosa veramente geniale. Paghiamo poco. Facciamoglielo dire. L'idea. Facciamoci portare la colazione dagli ascoltatori. Bravo. Soldi ben spesi. Questa rubrica che nasce oggi l'abbiamo definita e si chiamerà
L'uovo di Colombo, perché siamo a via Cristoforo Colombo, chiaramente. E perché chi ci porta un ovetto sbattuto col C'è bacon anche- è un più. E allora dai the promotion! Per partecipare alla rubrica L'uovo di Colombo scrivi aa.prevignano@dj.it e porta tante cose da mangiare, come ha fatto Fabrizio. Bravo Fabrizio! bravo! Genio! Cosa ci hai portato, Fabrizio, per cominciare? Un bel vassoio di cornetti assortiti Sì? e barchette con marmellata. Bravo, perché l'importante è che uno si domanda, magari poi le cose vanno buttate, voi portatene tante. No, non facciamo Tanto l'errore qui di- non si butta niente. Comunque è apprezzabile diversificare e offrire anche delle cose un po' particolari. Allora, adesso noi andiamo in pubblicità, ringraziamo Fabrizio e il bar dell'orologio, giustamente hanno diritto a essere citati, giustamente. Grazie. Ricordando che 20 secondi costano 3.500 euro, qua, Quindi, quindi voglia, fai tu, cornetti. Passo la fai cassa tu. dopo. Fai tu. Credo debba portare un po' più di cornetti. Grazie Fabrizio e in bocca al lupo, so che avete aperto da poco. Grazie. Quindi se volete scrivete ad Andrea Prevignano, che adesso tu togli la base, si deve sentire in sottofondo il rumore della gazzetta di gente che sfoglia le cose, tipo passa un cornetto, Mangia. Comunque Juve vince tutto, c'è niente da fare quest'anno proprio. passa il cornettino, grazie. Higuain. Ma sta assessore, lo fanno o no? Ma che fai? Qui a Roma è tutto fermo, è Hai tutto sempre fermo. che c'è stato. Mamma mia. Ci sarà sempre del ciarliccio inutile in sottofondo. Certo. Voi continuate a ciarlicciare e ci sentiamo tra poco. La voglia di viaggiare non si esaurisce mai. Prenota fino al 26 settembre e vola in America fino al 3 aprile 2017. New York €, Los Angeles per €619, Città del Messico da €742, tariffe andata e ritorno da Milano, tasse incluse, servizio di vendita escluso, variabile in base ai canali di vendita. Tutte le offerte, info e condizioni su klm.it o in agenzia viaggi. Radio, DJ, One Nation, One Station. Fino al 30 settembre, secondo me, conviene andare al 6. Con 5 uguale 6 di Fiat Professional, passi a Ducato, Doblò e Fiorino con motore Euro 6 allo stesso prezzo dell'Euro 5. In più, hai il super abbonamento del 140%. Scade il 30 settembre in questo Fiat Professional. Corsa, ciclismo, prova ai Moving Sport Carrosina che contrasta l'accumulo di acido lattico migliorando la tua performance. Siamo alla Venice Marathon. Da Fidia Farmaceutici ai Moving Sport Carrosina. Solo il piacere dello sport. €1. Fuori il vecchio, Dentro il nuovo. fino al 29 settembre risparmiamo con i super sconti fino al 40% su migliaia di prodotti. E c'è anche il tasso zero. Finanziamento da Redike 0%. Per lo spese paghi in 10 rate mensili, salvo approvazione della finanziaria. Parte forte, sempre. Un percorso piccolo invece cos'è? Allora, vai a LED c'è il ricadrato. Non un percorso amico. Serie a €9.950. Opel Corsa, nuovo da Opel, sabato e domenica. Queste 3 confessioni che hai un anno di vacanze a metà prezzo in Formula 2 per 1. Validità 3.500 regolamento e ricorda un meglio. Andrea, fai l'artigiano da oltre 20 anni, soprattutto a mestiere, fai tantissimi divani per mettere a sedere le persone, belle comode spero, belle non lo so, comunque sicuro. Beh, in poltrone sofà sono comodi anche i prezzi, quello assolutamente sì. Fino a domenica c'è il 40% di sconto su tutta la collezione. E non è poco, no, è una massa troppo. E puoi pagare uno per volta, no, ti metti a sedere tutti una volta. Eh sì, la promozione termina domenica. Che faccio? Vado? Cosa fai? Me lo chiedi anche. Poltrone sofà, artigiani della qualità.
le belle. Anch'io. Duelli, alieni, draghi, scienziati, zombie, robot. Lei è la supervista. No, tesoro. Abbiamo Sky on Demand e mi guardo tutte le mie serie TV preferite. Super spettacolare e a un prezzo super. Sky TV e internet e password insieme a soli €20,90 al mese per i primi 18 mesi. Chiamaci 023681. Info su sky.it. Qual è il costo della corruzione privata? Esiste un sistema fiscale ideale? Quali i pro e i contro delle unioni economiche? Scopri le sfide dell'economia. Capirle è il primo passo per cambiare il nostro mondo. Primo €1,99. Oggi a svolte bandiere che dopo un'estate di relax faceva fatica a riprendere il ritmo della senza sui piccoli E belli tuoi. Ecco. Sì, eccoci. Sì.
Ma nel senso che sono morto, nel senso... Ok. Buongiorno. Sì, buongiorno. Bene, grazie, bene, bene, tutto bene. Esatto. Ma sono stato sveglio costantemente, diciamo, quel bambino appena nato, quindi sì. Quindi, sì, esatto, non dormo da giugno più o meno. Sì, sì, anzi. Sono... Sì, almeno. No, ma anche là ho chiesto, per favore, potete continuare col trattamento di Radio DJ perché sai, sono abituato. No, grazie, grazie. Sì, 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 giusto. Eh? Sì, sì. Sì, sì, infatti. Sì. Sì, sì, questo entro che giorno, scusa? Un'oretta. Vabbè, ok. Oh, sì, benissimo, facile, grazie. Sì. Ok, ok. Va bene, sì, più o meno. Sì. Va bene. Ciao, a dopo. Ciao.
No, ma che bello il tempo che aspettavo. Devo uscire, vado a la spesa. Che cosa? Vai al corso di autodifesa. Sì. No, Maria, io esco.
Per me è no, secondo me è no, direi di no, secondo me è no, no. Esci. Sì, no Maria, io esco.
Sono schiata
Per me è no, secondo me è no, è no. Direi di no, secondo me è no, no, no. Per me è no. No, 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 secondo me è no, è no. Direi di no, secondo me è no, no, no. Per me è no, per me è di no, secondo me è no, no, no. Per me è no, per me no, 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 no. Cazzo, cazzo! Secondo me è no, è... Vorrei essere un pirata, non la nova size di questo cazzo! Cazzo! Secondo me è no, è no. Direi di no. Cazzo! Per me è no. Secondo me è no, è no. Direi di no. Secondo me è no, no, è no. Direi di no. Cazzo! Secondo me è no, no. Cazzo! Per me è no, secondo me è no, è no. Direi di no, secondo me è no, no. Cazzo! Sì, non Maria, io esco. No, no. Cazzo! No, no. Cazzo! Non Maria, io esco. No, direi di no, secondo me è no, no. Cazzo! No, no. Cazzo! Non Maria, io esco. Io esco. Sono contenuta. No. Cazzo! Cazzo! Cazzo!
Buongiorno, benvenuto, come ti chiami? Cosa fai nella vita? E come hobby? Cosa ci canti oggi? Vai, il palco è tuo. Sì, sono Maxino e faccio audizioni per X Factor. E scoppio le palline degli imballaggi. È un brano che ho scritto io che è un po' un curriculum, diciamo. Buongiorno, benvenuto, come ti chiami? Sì, sono Maxino. Cosa fai? Maxino, cosa fai nella vita? Faccio audizioni per X Factor. Come hobby? Scoppio le palline per X Factor. Come hobby? Palline degli... Come hobby? Scoppio le palline degli imballaggi. Cosa ci canti oggi? Canti oggi? È un brano che ho scritto io che vai, è un po' un curriculum, diciamo. Vai, il palco è tuo. Buongiorno, benvenuto, come ti chiami? Sì, sono Maxino. Cosa fai nella vita? Faccio audizioni per X Factor. Come hobby? Scoppio le palline degli imballaggi. Cosa ci canti oggi? È un brano che ho scritto io che è un po' un curriculum, diciamo. Vai, il palco è tuo. Che è un po' un curriculum, diciamo. Vai, il palco è tuo. C'è Vessicchio? C'è Vessicchio che... Il palco è tuo. C'è Vessicchio che... È tuo. C'è Vessicchio che... No. Il palco è tuo. C'è Vessicchio che... No. Sono fisioterapista, curo l'ernia delle scale ed ho vinto poi un concorso in medicina generale. Sono meccanico d'aiuto, chi una ruota a terra c'ha. Sono dentista pure della bocca della verità. Sono campione di fantacalcio. Bocca della verità, sono campione di fantacalcio. Della bocca della verità, son campione di fantacalcio, fantalemone staffetta, prima di un licenziamento. Calcio, fantalemone staffetta, prima di un licenziamento, metto la fantamaglietta, so poi fare un cappuccino con i corni molto ben, so 2 lauree, anche 2 master, sono scheletro Rayman, Lindy Hop, io ballo Lindy. 2 lauree, anche 2 master, sono scheletro Rayman, Lindy Hop, io ballo Lindy Hop, io ballo Lindy Hop, in modo pazzesco, Lindy Hop, io ballo Lindy Hop, e so imitare Tina Cipollari, io esco, per convincervi che sono adatto. Io esco, per convincervi che sono adatto, su guardate qua, so confondere. Con l'ernia delle scale ed ho vinto poi un concorso. Cipollari, io esco, per convincervi. Cipollari, io esco, per convincervi. Cipollari, io esco, per convincervi che sono adatto. Sosco. Vi convincerò che sono adatto adesso. Vi
Dico però che sono adatto, ascoltate qua, so confondere gli accenti apposta con la metrica, istruttoria preliminare da amore a distanza, soprattutto dico palla pazza che strampalazza, e poi stipula la palazza, e poi palla pazza che strampalazza, e poi stipulo polizza decennale postuma, che non vuole dire niente, però molta scena fa. Son pittore ma disegno solo nuvole arancioni, e poi c'ho la formazione del preposto Megoglioni, la formazione del preposto Megoglioni, del preposto l'indie hop, io ballo l'indie hop, io ballo l'indie hop e sono ottimista. L'indie hop, io ballo l'indie hop, se non entro ad X Factor farò il cialtronista. L'indie hop Secondo me no. Ah, Direi di no. ok. Secondo me no. Ok, No. sì. Per me no. Secondo me no. Ah. No. Direi di no. Ok. Secondo me no. No. Sì. Direi di no. Ok. Secondo me no. No. Sì. L'indie hop Per me no. Secondo me no. Ah. No. Direi di no. Ok. Secondo me no. No. Sì. No. Direi di no. Somebody, are you West? No. Sì. No. Direi di no. No. Secondo me. Ma avevo scritto proprio un brano pazzesco! Buongiorno, benvenuto, come ti chiami? Sì, sono Maxino. Cosa fai nella vita? Faccio audizioni per X Factor. Come hobby? Faccio Il palco è tuo. Non c'è Pessicchio che... Sono un fisioterapista, curo l'ernia delle scale e... Palco è tuo. Non c'è Pessicchio che... No. Sono un fisioterapista, curo l'ernia delle scale e do tutto poi in concorso in medicina generale. Sono meccanico d'aiuto, chi una ruota a terra c'ha. Sono dentista pure della bocca della verità. Sono campione di fantacalcio, fantalemone staffetta. Prima di un licenziamento metto la fantamaglietta. So poi fare un cappuccino con i corni molto bene. C'ho 2 lauree, anche 2 master. Sono scheletro Rayman. L'indie hop, io ballo l'indie hop, io ballo l'indie hop in modo pazzesco. Io ballo l'indie hop, io ballo l'indie hop. L'indie hop, io ballo l'indie hop, io ballo l'indie hop in modo l'indie hop, io ballo l'indie hop, io ballo l'indie hop in modo pazzesco. L'indie hop, io ballo l'indie hop e so imitare Tina Cipollari. Io esco! Vi convincerò che sono adatto, ascoltate qua. Vi convincerò che sono adatto, ascoltate qua. Io esco! Vi convincerò che sono adatto, ascoltate qua. Vi convincerò che sono adatto, ascoltate qua. So confondere gli accenti apposta con la metrica, istruttoria preliminare da amore a distanza, soprattutto dico palla pazza che strampalazza, e poi stipulo polizza decennale postuma, che non vuole dire niente, però molta scena fa. Sono pittore ma disegno solo nuvole arancioni, e
un che la fa, son pittore ma disegno solo nuvole arancioni, e poi c'ho la formazione del preposto, io palloni in beat, e poi c'ho la formazione del preposto, io palloni in beat, io palloni in bio, e sono ottimista, l'invio, io ballo l'invio, se non entro ad X Factor farò il cialtronista, l'invio. Per me no, secondo me no, no. Direi di no, Okay. secondo me no, no, Sì. no. Direi di no. Ma avevo scritto proprio, ma avevano pazzesco. Non Maria, il West. Non Maria, il West. No, Sì. no, direi di no. Cazzo! Ma avevo scritto proprio un brano pazzesco. Secondo me no, Sì. no, direi di no. Cazzo! Ma avevo scritto proprio un brano pazzesco. Direi di no. Cazzo! Ma avevo scritto proprio un brano pazzesco. Non Maria, il West. Non Maria, il West. Palco è tuo. Non c'è vessicchio che No. Sono un fisioterapista, curo l'ernia delle scale ed ho vinto poi un concorso in medicina generale. Ed ho vinto poi un concorso in medicina generale. Ed ho vinto poi un concorso in medicina generale. Ed ho vinto poi un concorso in medicina generale. Sono meccanico d'aiuto, corso in medicina generale. Sono meccanico d'aiuto. Corso in medicina generale, son meccanico d'aiuto, chi una ruota a terra c'ha, son dentista pure della bocca della verità, della bocca della verità, pure della bocca della verità, son campione di fantacalcio, fantalemone staffetta, prima di un licenziamento, metto la fantamaglietta, Sì? Sì? Sì, adesso le esporto, ve le mando, sì. Che mi vuoi... Ok. Esporta. Ah, ok, sì. Sì? Tranquilli. Va bene, sì, ok. Ciao. Buongiorno, benvenuto, come ti chiami? Sì, sono Massimo, Cosa fai nella vita? faccio audizioni per X Factor. Come hobby? Con le palline degli imballaggi. Cosa ti Viaggi. È un brano che ho scritto io che è un po' un curriculum, diciamo. Vai, il palco è tuo. Non c'è vessicchio che No. Sono un fisioterapista, curo l'ernia delle scale ed ho vinto poi un concorso in medicina generale. Son meccanico d'aiuto, chi una ruota a terra c'ha, son dentista pure della bocca della verità. Son campione di fantacalcio, fantalemone staffetta, prima di un licenziamento metto la fantamaglietta, so
puoi fare un cappuccino con i corni molto bene. C'ho 2 lauree, anche 2 master, sono scheletro Rayman. Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop in modo pazzesco. Lindy hop, io ballo Lindy hop e so imitare Tina Cipollari. Io esco! Vi convincerò che sono adatto, ascoltate qua, so confondere gli accenti apposta con la metrica, istruttoria preliminare d'amore a distanza, soprattutto dico palla pazza che strappalazza, e poi stipulo polizza decennale postuma, che non vuole dire niente, però molta scena fa, sono pittore ma disegno solo nuvole arancioni, e poi c'ho la formazione del preposto, Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop e sono ottimista. Lindy hop, io ballo Lindy hop, se non entro a X Factor farò il cialtronista. Lindy hop, Per me è no, secondo me è no, Ah. è no. Direi di no, Ok. secondo me è no, no, Sì. è no, direi di no. Cazzo! Ma avevo scritto proprio un brano pazzesco! Don Maria, io esco. Accenti apposta con la metrica, istruttoria preliminare da io ballo Lindy hop, lo scheletro Rayman, Lindy hop, 2 master, sono scheletro Rayman, Lindy hop, io ballo Lindy hop, se non entro bene, c'ho 2 lauree, anche 2 master, sono scheletro Rayman, Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop. Lo scheletro Rayman, Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop. Lo scheletro Rayman, Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop. Lo scheletro Rayman, Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop. Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop in modo pazzesco. Lindy hop, io ballo Lindy hop e so imitare Tina Cipollari. Io esco! Vi convincerò che sono adatto, ascoltate qua, so confondere gli accenti apposta con la metrica, istrutto. Poi c'ho la formazione del preposto, Lindy hop, io ballo Lindy hop, la formazione del preposto, formazione del preposto, megaglioni, formazione del preposto, megaglioni, formazione del preposto, megaglioni, Lindy hop, io ballo Lindy hop, io ballo Lindy hop e sono ottimista. Lindy hop, io ballo Lindy hop, se non entro a X Factor farò il cialtronista. Io ballo Lindy hop. Confondere gli accenti apposta con la metrica, istruttoria preliminare d'amore a distanza, soprattutto dico palla pazza che stroppa, dico palla pazza che strumpallazza, e poi che strumpallazza, e poi
Buongiorno, benvenuto, come ti chiami? Sì, sono Maxino. Cosa fai nella vita? Faccio audizioni per X Factor. Come hobby? Scoppio le palline degli imballaggi. Cosa ci canti oggi? È un brano che ho scritto io che è un po' un curriculum, diciamo. Vai, il palco è tuo. C'è che sicchio che No. Sono fisioterapista, curo l'ernia delle scale ed ho vinto un concorso in medicina generale. Sono meccanico d'aiuto, chi una ruota a terra c'ha. Sono dentista pure della bocca della verità. Sono campione di fantacalcio, fantalemone staffetta. Prima di un licenziamento metto la fantamaglietta. So poi fare un cappuccino con i corni molto bene. So 2 lauree, anche 2 master. Sono scheletro Rayman. L'indie hop, io ballo l'indie hop, io ballo l'indie hop in modo pazzesco. L'indie hop, io ballo l'indie hop e so imitare Tina Cipollari. Io esco! Vi convincerò che sono adatto, ascoltate qua. So confondere gli accenti apposta con la metrica. Istruttoria preliminare d'amore a distanza. Soprattutto dico palla pazza che strumpallazza. E poi stipulo polizza decennale postuma che non vuole dire niente, però molta pena fa. Sono pittore ma disegno solo nuvole arancioni. E poi c'ho la formazione del preposto. L'indie hop, io ballo l'indie hop, io ballo l'indie hop e sono ottimista. L'indie hop, io ballo l'indie hop, se non entro ad X Factor farò il centronista. L'indie hop Per me è no, secondo me è no, è no. Direi di no, secondo me è no, no, Sì. è no, direi di no. cazzo! Ma avevo scritto proprio un brano pazzesco. Zomba Lia, io esco! Segnalarti i punti di interesse. C'è un ristorantino più vicino. O riprodurre le tue playlist. Ci vuole poco. Scoprila con sistema Connect per gestione. Solo a settembre Gamma Polo in tu a partire da 10.900 euro con tasso zero, taglio e 20. Anche sabato 24 e domenica 25. Info su Volkswagen.it. Cos'è per te il futuro? È un'aula magna, mille cose da imparare e un libro aperto, dove è scritta la mia nuova storia. La tua idea di futuro raccontala a una banca che sa ascoltare, capire e fare. Vai su Biber.it. Biberbanca, vicina, oltre le attese. Condivideremo i prossimi 100 anni. Le tecnologie ci accompagneranno nel futuro. Ispirate alla linea Vision Next 100. Le risposte sono arrivate. Nasce la gamma BMW con allestimento Vision Next, massima connettività e sistemi di guida assistita. Scoprite i modelli al Next 100 Festival, l'evento del centenario del gruppo BMW, e su editionnext.bmw.it. €1. Fuori il vecchio, Dentro il nuovo! fino al 29 settembre. Risparmiamo con i super sconti. E in più, la consegna è gratuita su tutti i grandi elettrodomestici. Anche quelli da incasso? Sì, Però, maggiori dettagli in negozio. €1. Batte forte, sempre. La super famiglia, unita per una casa super spettacolare, presenta la velocità. mamma,
Papà, qual è la capitale delle isole Marshall? Prendo il mio mantello e vado a scoprirlo al E io invece prendo il mio PC e con Fastweb lo scopro in un attimo. La giuro. Ti credo, mamma. No, amore, la giuro è la capitale. super veloce e a un prezzo super. Sky TV e Fastweb insieme a soli 20,90 € al mese per i primi 18 mesi. Chiamaci 023681. Info su sky.it. Scegli di lasciare la strada vecchia per la nuova. Scegli di essere sulla buona strada, ma soprattutto sulla cattiva. Scegli la tua strada, sempre, con qualunque condizione. Ora puoi. Il nuovo SUV Peugeot 2008 è pronto a tutto. Tecnologia Grip Control e massima aderenza su ogni terreno. Peugeot e cambio automatico. Nuovo SUV Peugeot 2008. Master of the Elements. Tuo da 190 € al mese con Peugeot Loop. Vieni anche domenica. Peugeot. Dan 3,49 TAG 5,45. Salvo approvazione banca PSA Italia. Scade il 30 settembre. Info su Peugeot.it. Un prodotto Selex è sempre la scelta giusta. Da 50 anni selezioniamo i prodotti migliori per offrirti qualità e convenienza sulla spesa quotidiana. Come i prodotti Vivi Bene Selex, pensati per chi cerca il massimo del benessere anche a tavola, per restare in forma senza rinunciare al gusto. Noi scegliamo i cereali più ricchi di fibre. Tu scegli la musica per la tua corsa. Cerca i prodotti Vivi Bene Selex nei migliori supermercati della tua città e su prodottiselex.it. Selex, la scelta giusta. Con i Catroni scopri i nuovi LG OLED TV 4K, come il 55 pollici Ultra HD, design curvo sottile, audio Harman Kardon. Tuo a tasso zero in 20 rate da 124 €. Dan fisso e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Troni, non ci sono paragoni. Ti sei mai chiesto come sarà la tua prossima casa? E la prossima avventura che vivrai? Il tuo prossimo lavoro, come lo immagini? C'è chi guarda avanti e chi vive avanti. Classe B Next Limited Edition. Tetto panorama, sistema antisbandamento, remoto online. What's next? Scopri gli infiniti vantaggi su mercedes-benz.it. Nella puntata precedente. 6 giugno 2016, ore 11:57. Allora, ultima notizia. L'abbiamo scampata bella perché in Austria... Aspetta, abbiamo finito il tempo, Luciana, mi spiace, dobbiamo chiudere così la stagione. Non ci credo. Cosa è successo veramente in Austria? Perché l'abbiamo scampata bella? Tutte le risposte nella nuova stagione di La Bomba con Luciana Littizzetto di dal 24 settembre, tutti i sabati alle 10, solo su Radio DJ. Radio DJ. One Nation. One Station. La nuova stagione. Sono le 900 precise. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora che arriva dalla costa ovest degli Stati Uniti. Gli artificieri dello stato di Washington hanno fatto brillare un ordigno esplosivo trovato in un quartiere di Federal Way, una cittadina a sud di Seattle. La polizia locale ha fatto sapere di non essere alla ricerca di alcun sospetto. 4.500 chilometri più a est, invece, si indaga sulla matrice delle bombe di New York e del New Jersey, dopo l'arresto ieri del presunto responsabile, il 28enne di origine afghana, Ahmad Arami, piantonato in ospedale dopo una sparatoria con la polizia in cui è rimasto ferito insieme con 2 agenti. L'uomo è stato formalmente incriminato per tentato omicidio per il conflitto a fuoco, ma nei suoi confronti non sono state ancora formalizzate le accuse relative alle esplosioni. Il sospetto terrorista non starebbe collaborando con gli inquirenti. Rami sarebbe già stato arrestato più volte in passato per violenze e aveva trascorso 3 mesi in carcere. Si indaga anche sul sequestro di Bruno Cacacce e Danilo Calonego, i 2 dipendenti di una società di Mondovì che si occupa della manutenzione dell'aeroporto di Gat nel sud della Libia, rapiti ieri all'alba da un gruppo armato insieme con un cittadino canadese. Per il momento non è arrivata alcuna rivendicazione. Per i media locali il sequestro sarebbe opera di un piccolo gruppo di criminali. È stata una notte di ansia ad Accumuli, Amatrice ed Arquata del Tronto, i paesi devastati dal terremoto del 24 agosto. All'1:34, al confine tra Lazio e Marche, è stata infatti avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, seguita da altre 2 più leggere. Alle 5:30 invece la terra ha tremato in provincia di Perugia per 2 scosse in pochi minuti, la più forte delle quali di magnitudo 3.4. È ricoverato in gravi condizioni l'uomo aggredito a calci e pugni alla stazione Bologna della metropolitana di Roma per aver chiesto ad alcuni ragazzi di spegnere la sigaretta che stavano fumando. Anche la madre che era con lui è stata picchiata. La polizia ha rintracciato e arrestato per tentato omicidio gli aggressori. Si tratta di 2 ragazzi di Caserta, entrambi con precedenti penali che potrebbero aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. E siamo allo sport, il calcio.
La sfida tra Milan e Lazio, che si gioca stasera a San Siro alle 20:45, apre il programma della quinta giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione. I rossoneri cercano continuità dopo la vittoria di Marassi con la Sampdoria. E proprio a Marassi, ma con il Genoa, sarà di scena domani sera la nuova capolista Napoli, mentre la Juventus ospiterà il Cagliari con l'obiettivo di riscattare il KO subito con l'Inter, che a sua volta sarà in trasferta ad Empoli. Cercherà il riscatto anche la Roma, impegnata all'Olimpico con il fanalino di coda Crotone. Radio DJ, informazione gratuita. Appuntamento alle 10. Radio DJ, One Nation, One Station. Benvenuto al corso Rientro Felice. Ripeti con me: tornare al lavoro mi rende felice. Tornare al lavoro mi rende felice. Non mi mancheranno i cocktail in spiaggia. Non mi mancheranno i cocktail in spiaggia. Amo il traffico. Amo il traffico. Ti convinto. Amo il traffico. Non serve provare a convincerti. Un buon motivo per tornare in città c'è. A settembre, Gamma Citroen C3 con clima e radio da 8.950 euro con finanziamento a tasso zero e anticipo zero. DAIG 3,62%. Scoprila anche domenica. Info su citroen.it. Citroen. Ma lo sai che Gianni in una settimana ha preso il divano nuovo alla moglie e si è comprato anche la moto? Ma sì, è andato da Compass. Lì basta un giorno e puoi avere fino a 30.000 euro. Compass, ma dai, lo sanno tutti. Prestito, Compass. Prestito, da Compass. Per un prestito basta un giorno. Vieni anche tu in filiale. Fissa un appuntamento all'800 77 4433 o vai su compass.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documenti informativi in filiale. Salvo approvazione Compass. Scegli di lasciare la strada vecchia per la nuova. Scegli di essere sulla buona strada, ma soprattutto sulla cattiva. Scegli la tua strada, sempre, con qualunque condizione. Ora puoi. Il nuovo SUV Peugeot 2008 è pronto a tutto. Tecnologia Grip Control per massima aderenza su ogni terreno. Peugeot iCockpit e cambio automatico. Nuovo SUV Peugeot 2008. Master of the Elements. Tuo da 190 euro al mese con Peugeot al Move. Vieni anche domenica. Peugeot. TAN 349 TAG 545. Salvo approvazione banca PSA Italia. Scade il 30 settembre. Info su Peugeot.it. Eccoci. Bene, ok. Ma sì, vabbè. Sì, ciao.
Buongiorno! Bene, sì, benissimo. Sembra... Sì, sì. Sì, sì. No, stavolta non ce l'ho fatta, non avevo il coraggio, se no chiudevo. Sì. Esatto. Tipo vincere X Factor ad honorem già dalle audizioni. Ah, ok. Danni, probabilmente. Sei pronto? Sì. Anche, sì. Sì. Grazie, 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 grazie. Sono commosso. Grazie, ciao, 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 ciao.